carizza e ti pensavo che noi stavamo insieme. È stato un momento troppo brutto, non era niente che capitava a te. Con l'avvocato ci detto tanta cosa contro me che non erano vere. E poco c'è, potrà appartenere. E scatenata una guerra alla fine e saputo la verità. E che so voleva con me, ma quante volte l'ho detto che no. Mi stava sempre vicino e mi guardavo con uno sguardo di passione. Tu l'hai voluto sapere e ti credevo che era nata una storia, magari non ci potevi stare, pure perché tu sei zio che mi ha pensato. Fatezza perché troppi volte la compresenza c'è stata tra noi e me l'ha fatta pensare. Tornata a redere di cose che avevo fatto e addirittura pure una denuncia. Guardami buono, sono uomo d'onore buono, non facesse mai queste cose. E che sto volevo con me, ma quante volte l'ho detto che no. Mi stavo sempre vicino e mi guardavo con malizia e passione. Tu l'hai venuto a sapere e ti credevo che era nata una storia, magari non ci potevi stare, pure perché tu sai zio che mi ha pensato. Forse perché troppi volte la conferenza c'è stata tra noi e me l'ha fatta pensare ed evitavo mi allontanavo da lei. Lei poi è venuta dalla te, ti ha raccontato tutta la verità che insieme a me voleva stare. Eccoci qua, siamo su Backstage di Ivan con la moglie che ha fatto la parte della... La parte della nipote, veramente un bellissimo testo, complimenti a te Mino Sabani. Grazie, grazie. Complimenti di cuore, bellissime parole, spero che al pubblico da casa saranno soddisfatti. Voglio ringraziare ancora lei che ha collaborato con me, voglio ringraziare mia mamma e voglio dare un ringraziamento speciale pure ad Antonio Izzo, il mio arrangiatore, e voglio fare un saluto al mio produttore Max, a Annalisa e mando un bacio a tutti loro. Camilla, faccio complimenti a te che sei bravissimo. Grazie. Antonio Izzo, a mio marito Ivan che è veramente splendido come artista, è bravissimo. E poi io voglio salutare il mio cognato Max, mia sorella Annalisa, tutta la mia famiglia e la mia famiglia del mio marito Ivan. Un bacio a te. Allora io spero che questo video sia di vostro gradimento, prossimamente sulle emittenti televisive vi aspetto, un bacio e un bacio. Vai, ragazzi. E un in bocca al lupo per questo video.
E Crepi, signora. è un ringraziamento a Nino Sabani Grazie, e Antonio Izzo. e Antonio Izzo. Un attimo solo che entro anche io nella scena, un attimo solo, e mi trovo anche io qua su backstage. Eccolo qua. C'è una voce che sta parlando, vuole dire qualcosa? Sì, l'appuntamento per girare questo video era alle 11, infatti sono le... Ho preso sonno, ho preso sonno. sono... Alla fine è andato Ho preso sonno. meno male, meno male. mi ha arrangiato una bella pizza. Un salutone anche a lui, l'unica persona seria, poi... Da lui? Diciamo. Io voglio solo spendere due parole piccoline per dire. Allora, diciamo che Ivan ha una grandissima voce, grandissima, giusto? Grandissima, scusa. E ho fatto un brano, loro mi hanno raccontato la storia e io gli ho scritto questo meraviglioso brano sperando che va a buon fine, perché Fine. Scusatemi, date pure la bocca. Buon fine, perché è veramente molto bravo. Fammi dire un'altra cosa. E poi con l'esperienza del grande maestro Antonio Izzo ci abbiamo messo tutta la passione in questo arrangiamento che poi mi hanno fatto anche un disco che ne faremo altri ancora. Veramente il nuovo lavoro discografico mio sembra arrangiato da Antonio Izzo. E regia. Quello è il guaio. Mamma mia buona. La regia sempre Nino Sabani. Poi sì, voglio ricordare che questo brano è dedicato, poi lo dirò pure nel video nella frase in cui metto, ad un amico molto caro. È tutta per lui. Un bacio e buon proseguimento. Un applauso, vai.